46 anni che crediamo a Babbo Natale. Brava, e continua a credere. L'importante è crederci. Fanno tutte dei folletti postini, che sono loro che le leggono, perché non preparo io i pacchi. Un cannocchiale lungo, che lo tiene d'occhio tutto l'anno. Non solo vicino a Natale. Allora, il folletto che ti tiene d'occhio, gli dice al folletto magazziniere: guarda che quel bambino gli ha fatto un capriccio, ha fatto una caramella, e tu gli dai un pezzo di regalo. Per quello non arriva sempre tutto quello che si chiede. Se noi ci accorgiamo, perché se la cosa si svolge così, voi abitate a Ponzano, allora c'è il sacco di Ponzano con tutti i bambini di Ponzano. Se noi vediamo magari, tu come ti chiami? Luca ha fatto un capriccio e il folletto dice niente. Vi do i 10 euro perché più precisate non Te ne do 50. Hai capito benissimo. Altro capriccio, altri 10 euro. Se noi ci accorgiamo diciamo magari invece che toglierne 20 mettergliene in altri 10, ma se non ci accorgiamo ti arriva 40 euro, capito? È così Perché la storia. se non arriva tutto quello che chiedete è perché hanno controllato troppi capricci Perché e magari sta levano. da gusto. Che Hai comunque fatto qualche capriccio, te non ti ricordi, ma il folletto nota. hai capito? Tutte queste letterine qua le leggono i folletti. Adesso Cosa? guarda, aspetta che ti faccio vedere. La notte Di di Natale, di Natale te li porto io, ma con le rete che volano. E tu fai la Certo. Ciao, che abbiamo il navigatore che se tu ti indirizzi Siamo mica guarda, tempi. guarda qua, questo è un folletto cucciolo, vedi? Vedi? Vedi un folletto cucciolo? È senza barba, come cucciolo di Biancaneve, perché i folletti hanno tutta la barba, però sono capricciosi, non si vogliono far fotografare. Se no, se vedo che li fotografano, buttano all'aria tutto e non lavorano più. Invece questo, Allora, sai perché l'abbiamo fotografato? Perché aveva fatto un'indigestione di Nutella e allora l'ha così mezzo addormentato e noi sa che gli abbiamo fatto la foto, ma se sa che gli abbiamo fatto la foto. non è facile. Avete mai visto una fotografia di un folletto? I disegni di folletti, i cartoni animati magari con folletti, ma non una fotografia. Perché non si vogliono far fotografare. Capito? Allora le vostre letterine li controllano loro, i pacchi li fanno loro, io sono solo un trasportatore che porta. No, io no, ci sono sul pacco, come ti ha spiegato lei, c'è il pacco con Ponzano, c'è il pacco con Treviso, c'è il pacco con Bassano. E dopo c'è il navigatore che mi porta, no? E lui cosa ha avuto che fa? Che c'è Rene che sa? C'è avuto che vado a. Commenta, sa? Fulmine, sa? C'è Rudolf, sì. Sì, quello con naso, sì. C'è lui. C'è anche una renna che nessuno conosce. L'arena fulmine, c'è No, Cupido, c'è c'è la rena marforia. Deve fare lei per me. Avete mai sentito parlare della rena marforia? La rena marforia è una nena che una volta ha salvato la situazione perché non stava per arrivare un regalo a nessuno quell'anno. Allora la rena marforia è una rena poverina che è nata senza corna. Voleva sempre venire sulla slitta, ma come faccio a portare? Se vedete una slitta con una rena senza corna fa da ridere, sembra un asino. E invece una volta c'è stato un gran temporale, tutti i rami si sono attorcigliati sulle corna delle renne e non potevano più portarle in slitta. Allora la rena marforia, poverina, che non aveva le corna, non si sono attorcigliati, ci abbiamo messo un bel fiocco. E quell'anno siamo andati un po' più calmi, ma siamo arrivati. Siamo arrivati un pochino più in ritardo perché con una rena sola è dura, però siamo arrivati ugualmente. E se non c'era lei senza corna, quell'anno era un bel problema.
Come la luce è uguale. Pensa che Cosa vuoi fare? in 24 ore giro tutto il mondo, perciò devo essere veloce. Io dove per le sventurate non l'ho vista, devo essere... Perché ci fanno vedere. Ma anche difficile che mi vedi perché per televisione fanno vedere che mettono il panettone sotto il camino. E chi non ha il camino come faccio? Non li porti in regalo. Ma io non ho capito. Appunto no, come faccio se no? Appunto no. È E magico. come fa? La polvere di stelle. C'è la polvere di stelle, è una macchina che si chiama Cyber Macchina che quando ci sono di pochi piccoli diventiamo piccoli e noi passiamo come i topolini che passano per i buchetti, poi quando siamo all'interno si torna normali, i regali tornano normali e torno piccolo e vado via. Allora puoi prenderti via la polvere. Polvere di stelle. Bravo, hai indovinato. Ciao, buon Natale.